Amici bellini, allora che si dice? Come va? Come state? How about I do this video like all in Neapolitan or in altre lingue? Mamma mia, sono un po' confuso. Siamo Giuntoli che ha parlato e parliamone, commentiamo le parole di Giuntoli, anche quelle di Grassa. Cominciamo. Allora, amici belli, sì, mi sono svegliato che praticamente arrivavano notifiche, canale Telegram, così, amici bellini e abbonati, sentite, giù, non lo sapevo, mea culpa, fortissima colpa, assolutamente, un po' di sonno, eccetera, eccetera, ma iscrivetevi al canale. Se voi vi iscrivete al canale, io seguo meglio le notizie e mi date voi una mano con i commenti, vedi ti sei dimenticato questa cosa per esempio, io provvedo. Chi per esempio poi ieri si è goduto la live dove ho partecipato, poi sono dovuto andare per il che fare eccetera eccetera, live ieri su Caffè Napoli TV da standing ovation. Io credo, addetti ai lavori, non prendetevela a male quando io ogni tanto mi lamento delle banalità, delle domande che sono nulle, vacue, guardate come si può e potrebbe fare, poi magari al grande pubblico non interessa, sono scelte editoriali, va bene, però si può fare. Moneyball, è proprio Moneyball, è un modo di analizzare il calcio diverso, veramente standing ovation ieri, il lavoro di Antonio e di Salvatore straordinario. Quindi iscrivetevi anche sull'altro canale, sul canale TV. Ma andiamo ad affrontare le parole di Giuntoli, anche quelle di Grassani, perché io su Grassani che parla del caso delle plusvalenze io sono rimasto un attimo interdetto, perché Grassani dice vabbè 70 milioni, ma quanto vale adesso Osimhen? Ne vale sicuramente già 100 eccetera eccetera. Sì, su questo siamo d'accordo, ma io non credo che il problema sia quello. Cioè non credo che il problema del caso di plusvalenze è perché Osimhen è stato valutato 50 o 70. Il problema sono i giovani più Carnesis valutati 20, è quello che crea la discrepanza. Ma io non sono un matematico, per carità, quindi non mi soffermerei su questa cosa più che altro. Vabbè, ma poi ognuno dice quello che gli serve dire, va benissimo. Il calcio è bugia, ma non mente secondo me Giuntoli quando parla di interessamenti su alcuni giocatori che gli fanno, su cui insomma gli chiedono opinioni, e si mantiene sul vago, ma come è giusto che sia, ma confermandoci delle cose. Partiamo però dal fatto dello scudetto che ci interessa eccetera eccetera, in volata. Ci siamo, pensiamone una per volta, ma così è giusto che si debba fare. Siamo dispiaciuti, ovviamente si ritorna sulla Fiorentina, siamo dispiaciuti per i tifosi, lo state bene eccetera eccetera, facciamo tesoro, ma alla fine sono stati anche episodi, e nella live di ieri lo abbiamo visto benissimo. Mi ha fatto troppo piacere vedere anche come i numeri poi sul lungo, non solo sulla singola partita, confermano che la fase difensiva di Italiano della Fiorentina non è straordinaria. Voi immaginate quel fermo immagine di Lozano che non passa a Mertens, immaginate se quello a parti invertite fosse stata la nostra difesa tutta scombinata, lo avremmo impiccato Spalletti, assolutamente. Quindi per quanto noi possiamo essere puntigliosi con Spalletti, ci sono delle cose che non ci sta facendo vedere, cose obbrobriose che non ci sta facendo vedere, c'è una certa solidità e quindi dobbiamo essere comunque soddisfatti a prescindere. Quindi il Napoli è un animale ferito ma non morto, o Ciuccia è ferita ma non è morto, diceva in un film Troisi, che poi non lo diceva lui, ma insomma Troisi, cioè, Giuffrida. Tra l'altro Giuffrida di Lorenzo non torna con la Roma, no, te lo devo dire, perché poi chiedermi scusa, sempre queste dichiarazioni sempre aggressive di alcuni personaggi. No, come vi permette, quello è il più forte, ma io, voi non siete, su quello ho fatto la scommessa. Non torna per la Roma, bisogna essere onesti e logici, non si può fare. Lo rivedremo, ha fatto nuove visite mediche, ci siamo, però recuperati Fabiano e Osimhen, e questo è importante. Meret no, ma Meret comunque non avrebbe giocato, più leggerezza.
più leggerezza chiede Giuntoli, e quindi se ci parla di più leggerezza, ragazzi, vuol dire che un pochino la pressione la sente il Napoli, vuol dire che quando si parla della questione di giocare in casa eccetera eccetera, dove io sono d'accordo con Andox che per me è più casualità che un vero motivo il fatto che il Napoli abbia perso tutti questi punti in casa, però sai, lo stadio pieno, alcune partite le prendi con più leggerezza perché magari non sono decisive, non stai lottando per niente, rimani attaccato. Quando poi diventano decisive, molto spesso magari ti manca quel quid che con la tranquillità ti fa fare i lanci giusti, la distanza del pallone, vabbè. Quindi se chiede più leggerezza a Giuntoli vuol dire che devono giocare a mente libera, va bene. Gli si chiede di Zanoli e subito Giuntoli ama citare anche Zerbin, Gaetano e Foloruncio, quindi un praise, no? Oggi non c'ho l'italiano, ecco perché lo volevo fare in napoletano. Insomma, si coccola il lavoro di Grava con i giovani che sono in prestito, e quindi dice abbiamo dei giocatori che probabilmente ci potranno tornare utili anche in prima squadra. Gli si chiede sui rinnovi e lui dice non è il momento di parlare dei rinnovi, faremo tutte le considerazioni a fine campionato. È anche giusto a questo punto non soffermarsi. Non gli si chiede di nessuno in particolare, di Mertens, di Ospina eccetera eccetera, ma giusto così, dobbiamo tenere d'occhio i bilanci, dice lui. E poi si comincia la sfilza di Kvaratskhelia, Tanzarella, Kvaratskhelia interessa, è uno di quei giocatori, quei profili da Napoli, e ci dice anche i parametri che loro guardano fisicamente, tecnicamente, come prezzo, come mentalità, come insomma esperienze, quindi Kvaratskhelia interessa sicuramente, come interessa Oliveira che ha la garra, è un giocatore diverso da Mario Rui ma interessa, e anche Anghissà si proverà a fare, ha fatto un ottimo campionato e quindi si proverà. Lì non è questione di si proverà perché tu ce l'hai l'opzione insomma per prendertelo e il prezzo dovrebbe essere già fissato, quindi tu potresti anche dire è nostro, l'abbiamo preso, così. È sempre questione di bilanci, è lì che dice lui si mantiene sempre un po' vago, perché comunque devi sapere se c'hai gli incassi della Champions, devi sapere se arrivi secondo, terzo, quarto, cioè perché cambiano anche i premi che ti dà la Serie A, e quindi è chiaro, si vedrà. Gli allenamenti allo stadio è una possibilità che loro tengono in considerazione, ma Belotti no. Belotti insomma mi è sembrato un pochino escludere la possibilità di Belotti. Interessante che lui dica noi terminiamo Osimhen, Mertens e Petagna, in questo momento non penso a Belotti. È chiaro, non ci pensi adesso, ma ci devi pensare l'anno prossimo. Mi stai comunicando che vuoi rinnovare? Oggi proprio forse il fluido.net che devo fluido.net. Vuoi rinnovare Mertens? È questo che mi stai dicendo? Cioè l'anno prossimo avremo questa batteria di attaccanti? No, non lo so, e semplicemente ci deve far riflettere sul fatto che forse interessa più ai tifosi e agli addetti ai lavori che non al Napoli. E quando si parla di parametro zero, Giuntoli fa bene a ricordarci, non è detto che un parametro zero ti venga a bilancio a costare di meno, perché ci sono le commissioni, ci sono degli ingaggi gonfiati, perché quando lo prendi a zero si gonfia l'ingaggio e potrebbe costarti anche di più, poi devi vedere che cosa ti dà in campo. Ed è giustissimo. Anche su Traoré stessa cosa, è fortissimo, però lo stanno guardando tutti e là dice ci sono 6 finali. E anche Giuntoli mi dà torto, avrà ragione lui, saranno 6 finali, abbiamo perso la finale con la Fiorentina, quando perdi la finale è finito il campionato, la Fiorentina alza la coppa. Non sono d'accordo, io continuo a devo essere d'accordo per forza, no, non sono d'accordo, non sono 6 finali. Abbiamo vinto la finale con il Verona, con chi era? L'Udinese, che è successo? Abbiamo alzato una coppa? No, ci sono altre, allora sono un percorso che ci porta alle finali, al Pioli in semifinale. E poi si arriva a parlare di Lobotka, dove c'è anche una sorta di mea culpa del direttore. Dice io non ero convinto di Lobotka, dicevo Giuntoli perché che è così bravo ha preso Lobotka, Giuntoli dice chi non fa non sbaglia. E su Lobotka noi dobbiamo capire, quello dobbiamo prenderlo ad esempio per renderci conto che certi giudizi bisogna aspettare un attimo, specialmente per un giocatore che si muove da un campionato all'altro, cambiano delle abitudini, cambia il campionato, cambiano gli avversari, cambia l'alimentazione, cambia la lingua, serve un'introduzione, serve un ambientamento, serve Mertens vicino, questi per i prossimi, perché poi se noi cominceremo poi a giudicare Kvaratskhelia e dice però non ha alzato la testa,
capito? Mi sembra mi sa la panza. Serve per terzo vicino, ma non solo me, serve una figura che aiuti la transizione sicuramente, quindi dei senatori, ecco perché fare poi una rivoluzione troppo grossa potrebbe anche essere un problema. E questo il todo, insomma, e dobbiamo riflettere su questo e non dobbiamo né andare appresso ai nomi, perché non sempre poi i nomi funzionano, specialmente perché il Napoli non si può. Il nome Mbappé funziona, il nome Holland funziona, poi ci sono dei nomi sul Viale del Tramonto che possono funzionare o meno, perché ricordiamoceli, no? Ci sono, per esempio, si fa il discorso di Ibra, è chiaro che Ibra nello spogliatoio ti svolta, però quanto in questo momento Ibra se lo sta trovando in Milan, se lo sta trovando in panchina, magari un occhio sulle situazioni eccetera eccetera, ma in campo pochissimo, perché quando li prendi poi a fine carriera è chiaro che si infortunano di più e per recuperare ci vuole più tempo, quindi noi con calma, pensiamo partita dopo partita. Adesso dobbiamo affrontare la Roma. Oggi c'è la Roma. Stasera c'è la Roma. E allora io me la devo vedere. Voi dovreste studiarla insieme a me e cerchiamo di capire punti deboli e punti di forza della Roma, che dovrà affannarsi per battere il Bodo, e sicuramente ce la metteranno tutta, perché la Conference è un obiettivo in questo momento della Roma. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Sicuramente qualcosa mi sono dimenticato. Guardo, Belotti abbiamo detto, Cairo tra l'altro ha detto può essere pure che ha già firmato per qualcuno, quindi non credo che sia il Napoli. E allora niente, ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.